Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta, Palacus di Cagliari, ultima giornata di regular season del girone sud del campionato di Serie A2 basket femminile. In campo il CUS Cagliari e la Blue Lizard Basket Capri, palla a 2 che viene alzata in questo momento da Alberto Purrone di San Giorgio Figarello. Simone Guerrera di Vigevano invece è il secondo arbitro, primo possesso per Capri che perde però subito il pallone. Il CUS allora prova ad attaccare con Prosperi, palla mandata sul vetro senza trovare il canestro. Puggioni, Striuli, Caldaro, Prosperi e Ljubenovic lo starting five per coach Sciascia per quest'ultima partita, mentre il primo canestro, i primi 2 punti sono di Capri che schierano Rios, Bovenzi, Panteva, Martinez e Dacic. CUS che spera di tornare ai playoff, promozione dopo 12 anni. L'anno scorso la squadra di Sciascia si era fermata ai playout verso il primo spareggio salvezza, aveva poi conquistato all'ultima partita quella decisiva, la permanenza in A2 al termine di una stagione sfortunata. Quest'anno con il rientro di Strulli si è visto maggiormente il talento di un CUS Cagliari che rispetto alla scorsa stagione ha aggiunto il talento di Cecili e i centimetri di Gagliano. Qui Strulli in isolamento con Bovenzi, il pallone dentro per Rios che trova il secondo canestro e il quarto punto di Capri che prova di iniziare subito forte qui a Saduchesa. CUS reduce dalla sconfitta nel derby contro la San Salvatore Selargius. Qui Striulli cerca questo palleggio arresto e tiro al centro dell'area di provare a sbloccare un po' la situazione offensiva da parte della squadra di coach Sciascia. Striulli poi controlla il rimbalzo difensivo, porta il pallone dall'altra parte. Ljubenovic in punta, taglia Striulli in mezzo, Ljubenovic prova ad andare da sola, mette il pallone per terra, fermata però in modo irregolare. CUS reduce dalla sconfitta nel derby di mercoledì, torno infrasettimanale per il recupero con la San Salvatore Selargius, le sfida importante per definire la situazione play-out e play-off, mentre qui si prende un gran tiro e segna i primi 2 punti, il primo canestro della sfida Eugenia Caldaro. Questo mid range qui, il pallone provato a giocare in mezzo, ha fatto un'interferenza con il piede, rimessa per Capri adesso nella metà campo offensiva. Capri reduce da 5 sconfitte consecutive, già condannata a giocare il play-out. Qui prova a prendersi il tiro, aiutata anche dal ferro. Bovenzi riporta sul +4 Capri. Striulli prova a sfruttare il blocco di Caldaro che taglia dentro, si stacca Prosperi che riceve in punta, bel movimento di Puggioni, buona uscita dei blocchi per liberarsi a questo tiro da 3 punti, ben preso, ben costruito ma sbagliato dalla tiratrice in maglia numero 1 del CUS Cagliari. Adesso accoppiata in difesa, bello il taglio sul lato debole, cerca l'appoggio rovesciato ma non lo trova Rios. Poi dall'altra parte Striulli, il buon blocco di Ljubenovic, palla nell'angolo per Prosperi, giocata dentro da Ljubenovic, può esserci un mismatch, raddoppiata, tanto spazio per la tripla di Erika Striulli. Secondo canestro per il CUS Cagliari che va sul -1, dentro fuori per il CUS che ha costruito un bel tiro, vedo se alle mani del suo capitano. Qui mette palla per terra Martinez, poi palla alzata da Rios, facilmente intercettata, ben letta dalla difesa del CUS che potrebbe andare in transizione. Puggioni preferisce aspettare, Ljubenovic in punta, pensa quasi al tiro, poi mette palla per terra, accoppiata con Dacic, segnato per Striulli che prova a sfruttare il blocco, poi passaggio dietro la schiena per Ljubenovic, prende la linea di fondo, rovesciata appoggiata al tabellone con il ferro che però non accoglie la conclusione della numero 23, poi Striulli intercetta
ma c'è stato un fischio con il fallo fischiato contro il Cus Cagliari. Cioè, forse è arrivato il momento dei primi cambi. Fuori Ljubenovic, dentro Delia Cagliano, tanta energia dalla panchina anche nel derby perso contro la San Salvatore. Parte della giocatrice ex Alghero, qui Caldaro con una rubata sulla rimessa, sola contro il canestro, deve solo appoggiare per il primo vantaggio nella partita del Cus, 7-6. Qui palla alzata per Dacic con Gagliano e Ljubenovic in precedenza che prova a stare davanti rispetto al pivot di Capri. Caldaro, Strulli prova a portare un blocco, poi ancora Strulli, Gagliano, buon blocco, può giocare il pick and roll, palla fuori per Pugioni, mette palla per terra, non si prende il tiro, la ferma in modo irregolare Martinez. Pugioni ad effettuare la rimessa. Prima però aspetta Lucchi da parte degli arbitri. Eccolo qui che arriva Strulli, mette palla per terra, prova il mismatch con Dacic, la gioca fuori per Gagliano. Arriva un fischio che va contro il Cus Cagliari. Cosa da ridire da parte di coach Sciascia. Rios. Qui Strulli prova a recuperare il pallone, poi mid-range preso sbagliato da Dacic, si lotta a rimbalzo, il fischio che va contro la difesa del Cus Cagliari. Messa dal fondo per Capri. Qui stanno scadendo i 5 secondi, brutta palla giocata che termina per fortuna di Capri in out. Ok, c'era Strulli lì in zona, tutta andare a un facile contropiede solitario. La numero 7 che adesso lascia il posto a Saias. Gagliano riceve fuori dall'arco, saggio per Pugioni, la mette per terra, Saias si prova a prendere questo spazio, questa linea di penetrazione, appoggia facilmente per il 9-6, si torna a segnare al Palacus e ancora un canestro del Cus Cagliari. Aveva iniziato meglio Capri con il 4-0 iniziale, il 6-2 iniziale, poi ha segnato solo il Cus. Tripla di Strulli e adesso anche Saias per il 9-6. Caldaro finta, mette palla per terra, prova a prendere il centro, spalla canestro, grande lavoro col piede perno, poi sbaglia l'appoggio con la mano sinistra per mandare il Cus in doppia cifra. Bovenzi prova a prendere la linea di fondo, trova solo il tabellone, non il canestro. Saias, Prosperi, tanto spazio per il tiro da 3 punti, se lo prende con coraggio ma lo sbaglia la numero 17. Poi il rimbalzo per Rios, sbaglia ancora Martinez, in questo caso per Capri. Porta offensiva adesso per la formazione ospite, allenata da Giovanni Dalla Libera. Gagliano concede il tiro da 3 punti Dacic, lo sbaglia però la numero 22 del Cus, palleggia il resto del tiro, invece ben costruito anche con troppo spazio per Capri, torna a smuovere il tabellone, meno uno adesso.
dentro Porcu per Capri, prima sostituzione, mentre nel Cus rientra Strulli al posto di Puggioni. Ha lasciato il posto a Saias, adesso contemporaneamente in campo la numero 7 e la numero 11. Altra sostituzione in casa Capri con l'ingresso di Mofré, Saias, Prosperi, Caldaro, ancora con Dacici davanti, Prosperi mette palla per terra, poi Caldaro si libera per un altro tiro a media distanza dall'angolo, grande rimbalzo offensivo di Gagliano, extra possesso per il Cus. Saias prova ancora a prendere la linea di penetrazione, stoppata da Dacic. Ultimo a toccare Saias, secondo gli arbitri, le proteste della giocatrice in maglia numero 11. Riparte con la rimessa dal fondo per Capri, azione alta per il Cus che poi si risistema a metà campo. Bovenzi porta lei il pallone, completa con Saias, sfrutta molto bene il blocco per prendersi questo tiro, la numero 5 di Capri, palla poi recuperata a rimbalzo dal Cus dopo l'errore di Bovenzi. Striulli, Saias, nuovamente Striulli, nuovamente il pallone per terra, stavolta il capitano del Cus. Gagliano, Prosperi, una circolazione di palla, adesso sì che mette palla per terra, Striulli anche un palleggio dietro la schiena, poi prova a sfruttare il blocco, raddoppiata, Caldaro, ricezione così, riesce comunque alla fine a costruirsi un buon tiro, palla appoggiata al vetro con il Cus che segna un altro canestro, trova l'11-8. Monfré in punta, vede il taglio di Porcu, accoppiata con Strulli, ferma il palleggio, palla per Dacic che prova a sfruttare i suoi centimetri, poi palla fuori per il tiro da 3 preso sbagliato da Rios. Saias, Gagliano, palla per Striulli, grande partenza di Striulli che prova a prendere la linea di fondo, fermata da Bovenzi. Messa dal fondo per il Cus, uscita dai blocchi per Caldaro, poi Prosperi, Saias vuole palla, spalla canestro, Striulli si prende un bellissimo tiro cadendo all'indietro, 13-8 ancora con Erika Striulli, segno il Cus, una tripla anche per il capitano in questo primo quarto. Rios mette palla per terra, segna, subisce il fallo, tiro libero supplementare. Potenziale di gioco da 3 punti per Rios. Torna in campo Puggioni, Casacus, Rios segna il tiro libero supplementare. Capri che va sul -2 adesso. Saias, Gagliano, ancora Saias, ovviamente Gagliano, backdoor provato da Striulli, può qui giocare il mismatch, c'è anche Gagliano, alla fine cambia nuovamente la difesa di Capri, il Cus non riesce a prendersi un tiro nell'arco dei 24 secondi, suona la sirena, possesso che va adesso a Capri. Torna nuovamente in campo Ljubenovic, mentre con questo tiro Capri colpisce il ferro, palla per Striulli, subisce il fallo.
chance dalla lunetta allora per Erika Striulli, provare a riallungare questo finale di primo quarto. Segna il primo. Anche il secondo va dentro, 15-11, più 4 per il Cus. In linea di penetrazione presa, ma sbaglia l'appoggio con la mano sinistra Rios. Striulli porta il pallone nell'altra metà campo, Ljubenovic, taglio di Isaias, servita nuovamente Striulli. I secondi per prendersi il tiro, Gagliano su questo pocket pass di Striulli, palla recuperata da Capri con Bovenzi, trova l'1 contro 1 con Striulli, raddoppiata, fermata da Puggioni. Rimessa per Capri, Porcu. Il pallone per Rios, accoppiata con Striulli, prova a prendersi il tiro, il fallo di Erika Striulli, possibilità dalla lunetta allora per Rios per accorciare ancora il punteggio. Il primo tiro libero naturalmente sputato dal ferro. Pulito invece il secondo, ultima chance per il Cus in questo primo quarto, non arriva però un ultimo tiro, finisce 15-12 il primo quarto, ci fermiamo anche noi, poi torniamo al Palacus. Nuovamente collegati con il Palacus di Cagliari, impianti di Sadu Chiesa per l'ultima giornata di regular season tra Cus Cagliari Basket Capri già certa di dover partecipare ai playout, Cus che playout rispetto alla scorsa stagione vorrebbe evitarli, però non vorrebbe sicuramente finire la stagione oggi, la possibilità di tornare 12 anni dopo ai playoff. Avanti il Cus 15-12 dopo i primi 10 minuti effettivi. Isaias, palla per Ljubenovic, ben costruito questo attacco del Cus, anche se Ljubenovic non è fortunata nel trovare il primo canestro del secondo quarto. Lei prosperi Striulli, Isaias e Gagliano, lo starting 5 per il secondo quarto per coach Sciascia. In campo c'è sempre Dacic con Bovenzi, cercata anche Panteva. Quanto riguarda la formazione nata da Giovanni Dalla Libera, vediamo anche Porco con la maglia numero 7, mentre ci sono già 2 tiri liberi per Capri con proprio Panteva dalla lunetta. Subito un cambio in casa Cus, dentro Caldaro. Primo in lungo, secondo ferro. Sbaglia anche il secondo, 0 su 2 nella lunetta per Panteva, resta invariato il punteggio 15-12 con Isaias che prova
ad attaccare l'area dalla destra, poi ferma il palleggio, cerca il pallone per Ljubenovic, spalle a canestro, può provare a giocare questo mismatch, il fallo di Panteva a fermare la numero 23 slovena. Chance dalla lunetta allora anche per Ana Ljubenovic. Segna il primo viaggio in lunetta per Ljubenovic nella partita. Segna anche il secondo, 2 tiri liberi perfetti, quelli di Ljubenovic, che valgono il +5. Porta il pallone dall'altra parte Porcu, Uvenzi, Dacic, colazione di palla sul perimetro per poi andare dentro da Dacic, trova il canestro, la giocatrice slovena con passaporto italiano, che ha giocato con la maglia azzurra Eurobasket 2007, totale per lei 382 punti in 42 partite con la nazionale italiana. Ha vinto anche uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, tanti anni. Comunque in Italia Dacic, mentre qui Porcu segna il suo primo canestro della partita, prova a rientrare Capri, adesso sotto di 1. Sayas completa proprio con Porcu, passaggio consegnato di Ljubenovic nuovamente per Sayas, che prova a prendere la linea di penetrazione. Infermabile sarà Sayas quando parte così. Rimette un possesso pieno di vantaggio tra le due squadre, cercata Dacic, completa con Ljubenovic, prova a prendersi un tiro complicato la numero 25 di Capri, rimbalzo difensivo per il Cus, Striulli, Prosperi, spazio da 3 punti, stavolta non se la sente. Ljubenovic invece prova a partire, non c'è continuità nel movimento di tiro, anzi è fallo in attacco contro Ljubenovic. Una spinta fischiata contro Ana Ljubenovic. Salvete, ci è sembrato un fischio per un eventuale fallo della difesa. Poi Ljubenovic, che aveva anche segnato il canestro, adesso non convalidato, non perché non c'è stata continuità di tiro, ma perché Ljubenovic ha commesso fallo per crearsi quell'occasione. Rios mette palla per terra, va ancora dentro da Dacic, sbaglia il primo, sbaglia anche il secondo, ma con il fallo di Caldaro ancora viaggio in lunetta per Capri dopo gli errori di Panteva. Adesso Dacic, segna il primo. Va dentro anche il secondo. Striulli, Ljubenovic per eludere la pressione alta di Capri, che è ancora sul -1 questo secondo quarto. Ljubenovic, spalle canestro, operante, palla schiacciata per terra per Caldaro, che torna fuori da Ljubenovic, spazio per la tripla di Ljubenovic. Ben costruito questo attacco del Cus, meritato il tiro da 3 punti segnato da Ljubenovic. Mette adesso 2 possessi di vantaggio tra Cus e Capri. Prova a rispondere con un'altra tripla Capri, sbaglia però. Striulli, spazio per il tiro da 3 punti, ne ha già preso uno Enrica Striulli con spazio, anche questo, 2 triple in fila. Parzialone costruito dal Cus Cagliari, che cerca la fuga sul +7, chiama il timeout la panchina di Giovanni Dalla Libera.
Si torna a giocare al Palacus di Cagliari dopo il time out, la tripla di Ljubenovic, la tripla di Erika Striulli per portare il Cus adesso sul più 7 quando mancano 6 minuti e 43 secondi all'intervallo lungo. Prova a costruire un ottimo tiro da 3 punti dall'angolo. Ottima uscita dal time out per Capri con questa tripla. Permette anche alla formazione allenata da Giovanni Dalla Libera di andare oltre quota 20. Ljubenovic, palla per Caldaro, grande partenza la sua, poi tiro complicato per evitare l'aiuto portato da Capri dopo Eugenio Caldaro aveva saltato Dacic. Bel ribaltamento per il tiro da 3 preso ma sbagliato da Porcu. Caldaro controlla il rimbalzo, Striulli porta il pallone nell'altra metà campo, dentro anche Federica Madeddu adesso per il Cus Cagliari. Ljubenovic, Caldaro raddoppiata a spalla canestro, Ljubenovic cerca ancora la partenza, poi palla per Prosperi. Dopo il primo errore da 3 punti non se ne sta prendendo altri, però qui con pazienza il Cus costruisce un ottimo tiro per Madeddu. Bagna così su esordio nella partita con questo tiro da 2 punti. Dall'altra parte però Dacic ancora con il canestro del meno 4 Capri. Madeddu non per palleggio, si affida a Striulli, accoppiata contro l'altra 7 della partita, vale a dire Porcu. Caldaro, ancora Striulli, bello il taglio di Madeddu, premiato da Striulli, mismatch con Bovenzi che però Madeddu non trasforma in 2 punti. Il taglio dentro di Dacic, palla fuori per Rios, forza il tiro da 3 punti, il playmaker argentino sbaglia però Striulli, completa sempre con Rios, palla in punta per Ljubenovic, finta di partenza, poi Prosperi mette palla per terra, scarico per Madeddu che si prende un altro tiro, stavolta stoppata, poi Caldaro al rimbalzo, errore, ancora Madeddu che non riesce a controllare il secondo rimbalzo offensivo consecutivo del Cus. Dall'altra parte Rios per Porcu che sbaglia il tiro in transizione, possibilità di transizione adesso anche per il Cus Cagliari con Prosperi che va da Striulli, non c'è spazio stavolta per la tripla, Striulli ne costruisce invece una ottima per Prosperi, ancora da 3 punti il Cus. Più 7, nuovamente il massimo vantaggio del Cus Cagliari che Dacic riesce subito a ricucire con il canestro del meno 5. 2 possessi di vantaggio però per il Cus Cagliari, sta facendo male con le triple in questo secondo quarto. Striulli, Ljubenovic e adesso anche Prosperi che ne aveva rifiutato un paio buone, volendo invece continuare a lavorare e poi per costruire anche ultimi tiri come quello per Madeddu, questa volta troppo invitante il pallone, l'assist di Erika Striulli, servita adesso proprio da Prosperi, partenza di Striulli che serve Prosperi, il taglio, c'è Ljubenovic che chiama il pallone in angolo, altra tripla presa da Ljubenovic, non riesce a rimettere a posto la retina, però c'è un fallo. Schiato contro la Blue Lizard Capri. Prosperi adesso sistema la retina per poter effettuare la rimessa. Ora riposo per Striulli, ha fatto un gran primo tempo, 2 triple, diversi assist, tante giocate importanti dentro Sayas. Dai blocchi di Madeddu, servita adesso la numero 14, palla per Sayas, accoppiata con Bovenzi, ottimo il blocco di Madeddu, Sayas finisce in un raddoppio, fermata da Bovenzi, pallone perso da Sayas, parte con la rimessa per Basket Capri. Rios
Lovenzi, taglio di Rios, vita adesso l'Argentina, il tiro preso e segnato, poi cerca subito una rubata a Rios dopo il canestro sulla rimessa del Cus, però riesce ad eludere, giocata d'astuzia, -3 adesso per Capri con il pallone però in mano adesso il Cus. Prosperi, il blocco di Caldaro, Prosperi prova a prendere la linea di fondo, poi palla fuori per Caldaro, grande finta, poi lo scarico per Saias, non c'è fallo, Saias, gran lavoro allo scadere dei 24, poi Madeddu che prende il rimbalzo offensivo sul tentativo di tap-in. Viene fermato favolosamente, si conquista il primo viaggio in lunetta della sua partita. Sbaglia il primo, lungo sul secondo ferro, Federica Madeddu. Sbaglia anche il secondo 0-2, ma Ljubenovic ruba il rimbalzo offensivo e Kusel che può restare lì. Che roll giocato tra Prosperi e Ljubenovic, con Prosperi che sbaglia la misura del passaggio. Non l'abbiamo visto, non è scesa in campo Giulia Cecili, che si è referto, si in panchina. Una brutta botta rimediata al ginocchio nel derby contro la San Salvatore Selargius. Impedito a Cecili finora di scendere in campo. Saias, gran partenza la sua, poi lo scarico per Puggioni, può prendersi il tiro da 3 con tantissimo spazio, solo ferro però per la tiratrice del Cus. Dall'altra parte può invece andare Capri, sempre sotto di 3 dopo gli errori dalla lunetta di Madeddu. Palla giocata dentro per Manfred, la legge benissimo la difesa del Cus, gran rubata Saias per Puggioni. Prova a tenere il piede perno, palla per Madeddu, si prende un altro tiro dalla media, diventa un assist per Caldaro dall'altra parte del ferro, scarico per Saias, Puggioni deve prendersi il tiro, Puggioni alza la parabola, sbaglia ancora il rimbalzo, però il Cus stavolta non riesce a controllarlo, senza i centimetri di Dacic, perde qualcosa al rimbalzo anche difensivo Capri, però qui Manfred mette un grande tiro da 2 e Capri torna sul -1. Saias, Puggioni, ora Saias, scarico per Puggioni, Saias, Puggioni, Caldaro, Madeddu e Ljubenovic, quintetto in cambio in questo momento per il Cus. Saias si prende questo tiro a corto sul primo ferro, come dicevamo, perde tantissimo al rimbalzo senza Dacic. Capri punisce ancora il Cus, obbligando panchina di Capri a chiamare un altro timeout. Secondi da giocare per questo secondo quarto prima dell'intervallo lungo. Cus Cagliari avanti 32-29. Qui arriva un fischio, va contro la difesa del Cus.
Quindi lavoro sotto canestro, parte di Bovenzi che poi alza questo pallone, è tornata da Acic che qui lo spara sul vetro, il tiro dalla media distanza. Uggioni, Ljubenovic, Caldaro prova a proporsi, Ljubenovic va da Saias. 15 secondi per prendersi il tiro con Saias che segna il canestro dopo il fischio del fallo subito. 34-29, la possibilità di un gioco da 3 punti per Saias. Tiro che rimbalza più volte sul ferro, ultimo tiro del secondo quarto preso da Rios che va lunga sul secondo ferro. Da lì però non era assolutamente scontato andare così vicino a canestro. Resta di 5 punti il distacco tra le due squadre. Cus Cagliari 34, Basket Capri 29. Ci fermiamo anche noi per l'intervallo, poi torniamo dal Palacus di Cagliari per il secondo tempo. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti.
34-29 il punteggio in questo terzo quarto che è appena iniziato tra Cus Cagliari e Basket Capri. 34-29 i punti segnati dalle due squadre dopo i primi 20 minuti di gioco, dopo il primo tempo che ha visto un Cus Cagliari condurre sempre, trovare anche il massimo vantaggio sul +7, 5 invece punti di distacco in questo momento, con i primi tiri presi e sbagliati da entrambe le squadre. Lo ricordiamo, ultima giornata di regular season, la 26esima del girone sud del campionato di Serie A2 di basket femminile, con il Cus Cagliari che va a caccia di una vittoria per conquistare un posto nei playoff. Una griglia che poi ovviamente dipenderà anche dai risultati che arriveranno dagli altri campi di Serie A2. Uvenzi inizia bene il terzo quarto alzando questo pallone, trovando il canestro del -3. Adesso soltanto un possesso di differenza tra Cus Cagliari e Capri, che continua a lavorare. Bel taglio di Strulli per prendersi questo tiro al centro dell'area, che uscita di Erika Strulli, gli mette 5 punti di distanza tra il Cus e Capri. Il taglio completamente perso di Bovenzi, Strulli però capisce tutto, alza le mani e recupera il pallone, poi da sola prova ad andare dall'altra parte. Caldaro fermata in modo falloso, ma in lunetta. Che manca dei playoff di Serie A da 12 anni. Qui arriva la richiesta di un timeout subito, questo inizio terzo quarto, però ci fermiamo anche noi. Otto minuti e 26 secondi per chiudere il terzo quarto. È appena iniziato il secondo tempo di Cus Cagliari Basket Capri. Subito una richiesta di timeout con Eugenia Caldaro che sbaglia il primo libero, segna il secondo, porta sul +6 il Cus. 2 possessi pieni di vantaggio adesso per la squadra allenata da coach Sciascia. Qui serie di blocchi e tagli da parte di Capri. Alla fine riceve Dacic in punta che va da Bovenzi, isolamento con Saias, prova a saltarla in palleggio, arriva in aiuto Strulli, sbaglia Saias, Dacic al rimbalzo, segna e subisce il fallo. Possibilità, gioco da 3 punti per il forte ed esperto pivot slovena, come già ricordato in corso di telecronaca con passaporto italiano. Qui arriva anche il canestro sul tiro libero supplementare che vale il -3 per Capri, firmato da Dacic. Dice di esperienza, sicura affidabilità. Ljubenovic qui segna in troppa facilità il canestro, vale i punti 38-39 per il Cus, che prova ancora a tenere a distanza Capri. Non siamo andati oltre la doppia cifra. Qui sbaglia 2 tiri consecutivi Capri, anche Dacic dopo il rimbalzo. Siamo andati oltre la doppia cifra di distanza delle due squadre, massimo vantaggio di 7 punti per il Cus. Il Capri che aveva iniziato invece la partita con un parziale iniziale di 4-0. Poi dopo la rimonta Cus, arriva un altro viaggio in lunetta per Caldaro.
Arriva anche un altro timeout. Caldaro poi lunetta e timeout chiamato come in precedenza. Ci fermiamo allora anche noi. Si riprende a giocare con i tiri liberi di Caldaro, 7-16 da giocare in questo terzo quarto. Timeout è chiamato poco più di un minuto fa, sempre con Caldaro i liberi. Come in quel caso Caldaro fa 1 su 2 dalla lunetta, 40-34, 96 punti di distanza tra le due squadre. Che gran difesa di Prosperi oltre i limiti del regolamento, però secondo gli arbitri, che ricordiamo sono Alberto Purrone di San Giorgio Bigarello e Simone Gurrera di Vigevano, fallo però è stato fischiato contro Capri, non contro Prosperi. Zayas porta il pallone, poi interrompe il palleggio, va da Ljubenovic, spalla canestro, prova a lavorare in post, raddoppiata da Dacic, prova a inventarsi una linea di passaggio per Caldaro, palla che passa ma che non arriva alla numero 8, anche perché c'è stata una deviazione, sarà rimessa per il Kus. Ljubenovic stava per rompere il raddoppio con un grandissimo passaggio, poi proprio Ljubenovic si propone per ricevere. Prosperi mette palla per terra, prova ad attaccare il ferro, alza la parabola, prova solo il tabellone. Bovenzi dall'altra parte, serie di palleggi, arriva anche un blocco, poi il tiro preso corto da parte di Bovenzi, rimbalzo per Striulli che conduce la transizione 3 contro 3 con Zayas che può prendersi questo tiro da 2 sbagliato. Prosperi al rimbalzo offensivo, tanti rimbalzi offensivi per il Kus in questa partita, soprattutto quando non c'è Dacic in campo. Adesso Dacic però c'è e il Kus può costruire con questo extra possesso, ma stanno per scadere i 14 secondi dopo il rimbalzo offensivo. Striulli si prende il tiro, può scadere sul suono della sirena ma lo sbaglia, poi grande taglio, gran passaggio per Panteva che non riesce a controllare. Buona l'idea, buoni i tagli soprattutto di Capri, qui non è riuscita però a trovare la ricezione giusta sotto canestro. Striulli raddoppiata da Prosperi che può mettere palla per terra, poi Zayas, Striulli, Zayas, Prosperi con Caldaro e Gagliano come lunghe. In questo momento il quintetto in campo per il Kus, palla nelle mani proprio di Striulli, parte dall'altra parte rispetto al blocco, palleggia il resto e tiro di Erika Striulli che mette giù 2 punti da favola, e adesso è più 8 il vantaggio del Kus con Dacic per tornare immediatamente sul meno 6 Capri. Un istante però massimo vantaggio Kus anche sugli 8 punti adesso. Striulli ora 1 contro 1, poi Gagliano in punta, riceve Prosperi, uscita per Zayas contro 3 avversarie, gira il pallone, che circolazione del palla per il Kus sul perimetro. Striulli prova a prendersi il tiro da 3, ne aveva segnati 2, volta lo sbaglia con l'ottima circolazione di palla sul perimetro, prova a far circolare il pallone anche Capri, riceve
vicino alla lunetta Panteva, poi altra circolazione di palla con Martinez, prova a prendere la linea di fondo, fermata, Saias conduce in transizione, Striulli chiama il pallone, servita adesso da Saias, si torna da la numero 11, poi Gagliano, qui raddoppiata Gagliano, prova a far uscire nuovamente il pallone, non perfetto per un tiro da 3 punti, anche questo per Saias che deve andare alla conclusione, stoppata però Sera Saias, altra transizione per Capri con l'errore però di Bovenzi, non si segna più transizioni e contratransizioni da una parte e dall'altra. Striulli prova a rallentare un attimo il ritmo perché il Pus alla fine è avanti di 6. Serie di palleggi, lo scarico per Prosperi, nuovamente Saias accoppiata con Dacic e un mismatch. Striulli crea separazione, si prende un buon tiro da 2 punti ma è corto sul primo ferro. Qui Martinez riesce ad attaccare il centro dell'area del Cus, torna a smuovere il tabellone degli impianti di Saduchessa. Adesso 4 punti di vantaggio per il Cus Cagliari, fischio per un fallo probabilmente lontano dalla palla. Lo su Striulli, se non abbiamo capito male, d'opera di Bovenzi. Parte con la rimessa, dentro nuovamente Madeddu. Puggioni, serie di palleggi, poi il pallone per Saias, si prende il tiro da 2 punti, lo sbaglia. Il balzo che poi termina direttamente out. Ancora 4 punti di differenza tra Cus Cagliari e Blue Lizard Capri. Grande taglio, grande palla giocata dentro per Rios, poi Dacic al rimbalzo. Ultima a toccare, il numero 25 italo-slovena. Rimessa per il Cus. Ha chiuso il primo tempo avanti di 5. Formazione capitanata da Striulli che qui scarica fuori per Puggioni, Gagliano, poi dentro Madeddu completamente sola, qui non perfetta però a ricevere il passaggio di Gagliano. Puggioni deve forzare il tiro, trova il ferro, facile rimbalzo controllato da Panteva. Rios, ancora Panteva, passaggio dentro per Dacic che prova a ricevere sotto canestro, circondata da 3 maglie bianche. Paga in fatto di centimetri il Cus contro Dacic, alla fine mandati in lunetta. Segna il primo. Segna anche il secondo con qualche difficoltà in più. Entra questo. Basket Capri adesso sul -2. Gara che comunque è rimasta sempre aperta. Giusto per qualche secondo il Cus Cagliari aveva trovato il +8 in questo terzo quarto. Questo è un vantaggio di 7 lunghezze invece per quanto riguarda il primo tempo per il Cus Cagliari, sempre avanti ma che non ha finora trovato l'allungo decisivo. Qui Madeddu fermata da Dacic, transizione per Capri che ha in mano il pallone per pareggiare, lo spreca così con questo passaggio quasi in no look che termina sul fondo. Messa per Puggioni. Prosperi, Madeddu, Saias. Ora Prosperi
cioè fuori dall'arco, Gagliano, Prosperi, pensa al tiro da 3, poi arriva il blocco di Madeddu, può provare a giocare il pick and roll, Prosperi va tutto da sola, mano sinistra, canestro del +4 firmato da Giulia Prosperi. Dacic, Gagliano cerca l'anticipo a vuoto, Dacic segna ancora, Puggioni, Gagliano, Saias prova la partenza, qui blocco di Gagliano, prova a liberare l'area per Saias, tante maglie blu però per fermare il tentativo al ferro della numero 11 delle universitarie, poi il tiro preso ma sbagliato e non di poco dall'angolo per Capri che resta sul -2. Prosperi, palla per Gagliano, prova a giocare in post e qui una grande rovesciata, rimette sul +4 Cus Cagliari. Prova a tenersi almeno a 2 possessi di distanza, squadra allenata da coach Sciascia. Qui grande stoppata di Gagliano, poi Puggioni perfeziona il recupero 2 contro 1 con Puggioni che deve forzare un ultimo tiro, lo sbaglia Arianna Puggioni. 46-42 il punteggio alla fine del terzo quarto, altra pausa per noi. Si torna a giocare al Palacus di Cagliari, inizia il quarto tra Cus Cagliari e Basket Capri, avanti le padrone di casa 46-42 dopo i primi 30 minuti effettivi. Qui però il pallone recuperato tra la difesa della Blue Blizzard. Capri, ricordiamo, si gioca per l'ultima giornata di regular season, Capri già certa di dover fare i play-out, doversi giocare la salvezza agli spareggi, play-out che il Cus Cagliari ha disputato nella scorsa stagione, che in questa invece sogna anche meritatamente i play-off per mettere la ciliegina su una torta di una stagione è stata comunque di alto livello da parte della squadra di coach Sciascia. Qui buona la difesa di Gagliano che recupera il pallone a rimbalzo, lo lascia poi a Saias, palla allargata sulla destra per Prosperi, buona la difesa di Martinez, però scarico in punta per Gagliano. Puggioni, partenza di mano sinistra, ora molto bene, appoggia il vetro, segna il primo canestro questo quarto, quello che vale il 48-42, il nuovo +6, anche 8 le lunghezze di vantaggio, anche se solo per qualche secondo per il Cus Cagliari in corso di terzo quarto. Qui stoppatona da parte di Gagliano che favorisce anche la transizione. Saias prova a partire da sola in palleggio, poi non c'è spazio, Puggioni lasciata troppo libera per un tiro da 3 punti gratis ma sbagliato, grande rimbalzo di Madeddu, fermata poi con il fallo prima del tap-in. Altro buon tiro da 3 preso da Puggioni, non è riuscito a convertirlo. Solitamente la più pericolosa da oltre l'arco. Oggi ci hanno pensato Friuli, 2 triple per lei, Ljubenovic e Prosperi a fare male a lunga distanza. Segna il libero Madeddu. Sbaglia invece il secondo, 1 su 4 dalla lunetta, con questo 1 su 2 va a sommarsi allo 0 su 2 precedente. Dacic, passaggio consegnato per Bovenzi che fa ancora girare il pallone cercato dentro Dacic, si torna in punta da Manfred, poi palla nuovamente dentro per Dacic, ultima a toccare
si esalta la difesa del Cus in questa situazione. Avanti di 7 lunghezze nuovamente, ora allenata da coach Sciascia. Qui serie di blocchi, favorire ricezioni di Saïas, poi Prosperi, gran lavoro davanti a Dacic, torna da Saïas, costretta a tornare dietro l'arco, poi gran partenza, palleggia, arresto e tiro ben costruito ma corto. Allora può andare in transizione Capri con Bovenzi che tiene il piede perno, poi Manfredi prende il tiro dalla media distanza, rimbalzo controllato da Gagliano che guida lei la transizione, poi costretto ad arrestare il palleggio. Saïas, Prosperi, bella circolazione, ancora Puggioni, un altro tiro da 3 ben costruito dal Cus, ancora sbagliato da Arianna Puggioni. Oggi giornata no, evidentemente, per quanto riguarda le triple realizzate, che comunque sta dando il suo apporto, la solita difesa forte, difesa che era mancata, mentre qui arriva il canestro dall'angolo di Capri. Gagliano, Saïas, arriva il blocco di Madeddu, poi pallone nuovamente per Puggioni, scarico nell'angolo per Prosperi, pensa al tiro da 3 dall'angolo, poi viene fermata, arriva il fischio, fallo commesso su Prosperi. Torna in campo Erika Striulli, quanto riguarda il Cus, Madeddu, Prosperi, Puggioni, Gagliano completano il quintetto in campo in questo momento. Sì, qualche problema con coach dalla libera prima di poter effettuare la rimessa. Quindi arriva l'ok con Prosperi, lo scarico fuori per Gagliano, c'è Striulli che si smarca, riceve in punta, poi Prosperi, palla per terra, palleggio di mano sinistra, poi prova a convergere verso il centro dove l'aspetta Dacic, scarico nuovamente fuori per Puggioni che si costruisce un palleggio, arresto di tiro da 2, corto allo scadere dei 24 secondi, rimbalzo difensivo con Capri che prova ad andare in transizione, palla però recuperata molto bene da Striulli che adesso è già dall'altra parte, palleggia anche in mezzo alle gambe, poi Madeddu riceve da oltre l'arco, Puggioni, c'è Gagliano che vuole palla a spalla canestro, riceve adesso in post, la numero 22 si gira molto bene, arriva l'aiuto di Dacic, poi Madeddu si prende il tiro al centro dell'area, c'era Prosperi che aspettava il pallone in angolo, Madeddu dopo l'errore, un recupero da applausi di pura energia, questa giocata di Madeddu. Qui importante anche di un canestro segnato, qui Striulli riesce ad andarsene in palleggio, lo scarico per Puggioni, non è giornata per il tiro da 3 punti, l'appoggio al vetro invece per il secondo canestro della sua partita, vale il 51esimo punto per quanto riguarda il Cus. Ancora il tabellone Basket Capri con Striulli, Madeddu, qui il blocco, poi ancora Striulli, scarico per Puggioni, altro tiro da 3 con tanto spazio, ma conferma il trend di giornata per Arianna Puggioni, come si dice in certi casi. L'importante per un tiratore, una tiratrice in questo caso, non smettere mai di farlo, anche quando la palla sembra non voler entrare, come in questo caso. Comunque 4 punti per Arianna Puggioni con i 2 tiri da 2 segnati, l'ultimo sul grande assist di Striulli. Il pallone fuori per Dacic, qui Puggioni prova a farsi sentire da un punto di vista difensivo, per poco non recupera il pallone, costringe però Capri a perdere qualche secondo, forzato un tiro da 3 che diventa un assist sotto canestro per Rios, che posizione comunque complicata, riesce a trovare
il canestro del -3. Blocco di Galliano, poi riceve tiro da 3 gratis anche per Galliano, sfidata al tiro, altro errore da oltre largo per il Cus, poi si lotta al rimbalzo, possesso alternato dicono gli arbitri su questa palla. Ljubenovic è andato a toccare, possesso alternato che va a Capri. Questa palla contesa fischiata, si riparte, il pallone nelle mani adesso di Bovenzi, riceve l'Argentina, Rios, palla dentro per il taglio di Bovenzi, 1-2 micidiale. Capri torna a farsi viva, Striulli chiama lo schema, Ljubenovic, buono il blocco, non c'è il cambio, poi pallone per Prosperi, che lì quasi sfidata da 3, Prosperi preferisce andare fino in fondo, si guadagna i 2 tiri liberi. Segna il primo Giulia Prosperi, sbaglia invece il secondo, rimbalzo poi controllato dalla difesa con Bovenzi che già dall'altra parte, serie di blocchi, ha tagliato anche Rios, Bovenzi non scarica, prova a crearsi lo spazio per un tiro che non c'è, allora palla per Martinez dall'altra parte con Puggioni, poi Striulli, gran lavoro difensivo, dovrebbe esserci un altro fischio per una palla contesa, arriva con qualche istante di ritardo, stavolta possesso alternato che va al Cus, arriva anche un time out, un quarto a quarto più che mai aperto. Nuovamente in campo è ripreso il gioco, ultimi 4 minuti di partita tra questo Cagliari e Basket Capri, punteggio sul 52-51, un tiro da 3 punti che avevamo contato erroneamente da 2, mette il punteggio sul 52-51, un solo punto di distanza tra le due squadre, con il Cus che è provato a lungo a scappare in questa gara, provato come detto anche il +8, ma in doppia cifra di vantaggio però per l'Universitaria a testimoniare una gara equilibrata, l'ultima di regular season. Cus che però vuole vincere per conquistare i playoff, palla per Ljubenovic dal gomito, la tripla di Ana Ljubenovic, 2 su 2 da 3 punti e torna con 2 possessi di vantaggio il Cus. Qui anche il recupero su questo passaggio in backdoor provato da Dacic, recupero però non perfezionato, e palla che torna tra le mani di Capri. Striulli cerca ancora di sporcare il possesso, poi Caldaro, tanta pressione sulla palla, giocata adesso lunga per Anteva, stavano scadendo i 24 secondi. Grande lavoro difensivo da parte del Cus, perché sporca ogni linea di passaggio, ogni pallone, anche se non recupera il possesso, mette comunque in difficoltà, non concede tanto spazio punto di vista offensivo agli avversari, mentre qui è stato fischiato, se non abbiamo capito male, un blocco illegale di Ljubenovic.
difesa, un'intensità difensiva che era mancata nel derby contro la San Salvatore Selargius, come detto anche da capitano Astriulli e da coach Sciascia nel post gara. Intensità difensiva che il Cus ha ritrovato sicuramente oggi, sta ritrovando anche dal punto di vista dei playoff. Qui Ljubenovic costretto ad uscire perché Dacic aveva tagliato fuori, liberata la linea di fondo per la penetrazione e il canestro del -2. Striulli adesso con la palla in mano, blocco di Caldaro, poi Prosperi riceve in punto, uscita dei blocchi per Puggioni, nuovamente da Prosperi, palleggia mano sinistra, qui cerca Ljubenovic in angolo, passaggio deviato con Ljubenovic che la lascia scorrere via. Che partita anche di Ana Ljubenovic, non solo per le due triple segnate. Striulli palleggia, arresto e tiro sul secondo ferro. Dacic controlla facilmente anche questo rimbalzo. Siamo curiosi di vedere anche a fine partita quanti rimbalzi ha preso la numero 25 italo-slovena. Pallone dentro proprio per Dacic, adesso accoppiata con Ljubenovic, costretta a prendere il fallo per fermare Dacic, i centimetri sicuramente della numero 23 del Cus. Fatti sentire tutti. Benissimo viaggio in lunetta per Dacic che sbaglia il primo libero della sua partita. Segna invece il secondo Capri che torna sul -1. Rientrato in campo Saias, uscita Puggioni, lei, Striulli, Prosperi con Caldaro che riceve adesso il Ljubenovic. Giocatrici in campo per coach Sciascia per un finale ad alta intensità. Striulli qui airball con Ljubenovic che però controlla il rimbalzo. Prosperi ci può riprovare. Striulli, tanto spazio per un tiro da 3 punti sbagliato. Ljubenovic, gran rimbalzo offensivo, stavolta si mette in proprio per riportare sul +3, possesso pieno di vantaggio adesso per il Cus. Striulli che aveva segnato 2 tiri da 3 importanti nel primo tempo, stavolta con spazio ha fallito, poi cerca di prendersi uno sfondamento, gli arbitri dicono a Striulli di rialzarsi, tiro preso ma sbagliato, rimbalzo di Prosperi, poi raddoppiata, riesce a trovare linea di passaggio per Saias, poi Striulli dall'altra parte, prova a rimettere ordine, anche a giocare col cronometro nonostante si sta giocando punto a punto in quest'ultima gara di regular season, antipasto dei playoff, che il Cus può andare a giocare con Saias che qui si prende il canestro, si prende anche il fallo. Pesantissimo potenziale gioco da 3 punti per Sara Saias, con un altro timeout che viene chiamato sul 59-54 per il Cus Cagliari. Dopo il timeout nuovamente in campo Palacus Saduchesa, ultimi 47 secondi con il Cus avanti 60-54 con il tiro libero segnato da Saias, 2 possessi pieni di vantaggio nell'ultimo minuto di gioco. Cus che adesso deve stringere i denti in difesa, non concedere soprattutto il tiro da 3 punti alle proprie avversarie, potrebbe in qualche modo riaprire la sfida. Prova a lavorare dentro Capri, Striulli con la rubata che probabilmente
mette il sigillo sulla vittoria del CUS Cagliari. Qui a Sadu Chiesa ancora qualche secondo, 12-11 per andare al tiro. Sirulli vuole l'ultimo isolamento, serie di palleggi, poi in realtà arrivano già le strette di mano, 3-2 secondi, un secondo, suona la sirena, finisce la partita alla Pala CUS di Cagliari, CUS Cagliari che vince 60-54 contro la Blue Lizard Basket Capri. Dopo 12 anni torna ai playoff, meritatamente la squadra di coach Sciascia ha conquistato questo traguardo. La vittoria di oggi ci sono i 14 punti di Eric Castrioli, 14 punti di Ljubenovic, 8 punti e 11 rimbalzi per Caldaro, mentre inizia la festa giustamente del CUS Cagliari. Anche 9 punti alla panchina per Saias da segnalare. Dall'altra parte doppia cifra per Rios, 12 punti, Momenzi 14 punti e doppia da 20 punti e 22 rimbalzi per Dacic. Sono bastati però alla Blue Lizard Capri per evitare la sconfitta qui al Palacus, che proseguirà la propria stagione su Directa Sport Live TV, perché inizieranno adesso anche i playoff di Serie A2. Io ringrazio Enrico Costa per le immagini del Palacus di Cagliari. È tutto da Roberto Carta. L'augurio di una buona serata sempre su Directa Sport.